Sono 43.399 i contagi da nuovo coronavirus di origine professionale denunciati all'INAIL tra la fine di febbraio e il 15 maggio, circa 6.000 in più rispetto ai 37.352 della rilevazione del 4 maggio. I casi di morte sono 171, 42 in più rispetto al monitoraggio precedente e circa la metà riguarda il personale sanitario e socioassistenziale, con i tecnici della salute e i medici al primo posto tra le categorie più colpite. L'analisi conferma il primato negativo del nord-ovest, con oltre la metà delle denunce complessive e il 57,9% dei casi mortali. Tra le regioni, più di un'infezione di origine professionale su 3, il 43,9% dei decessi sono avvenuti in Lombardia. L'ABI e le associazioni delle imprese hanno esteso le moratorie dei prestiti anche a favore delle aziende di maggiori dimensioni che hanno subito danni per l'emergenza Covid-19. Le moratorie potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020 e il termine potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle autorità di vigilanza bancaria. La moratoria per le grandi imprese può essere richiesta dalle aziende che non presentavano nei confronti della banca al 31 gennaio 2020 debiti classificati come deteriorati. Nel 2019 nell'Unione Europea erano 15,9 milioni gli occupati nel settore agroalimentare. Secondo quanto riferisce l'Eurostat, si tratta dell'8% dell'occupazione totale. Il 46% delle persone impiegate nel settore ha lavorato per aziende agricole, allevamenti o per servizi connessi, mentre il 26% era nella produzione alimentare. A seguire il commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco. Il decreto rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma secondo l'economista Gianni Lepre non basta. Il provvedimento è troppo assistenzialista e adesso serve un decreto per le imprese. Il decreto rilancio ha poco di imprese e molto di assistenzialismo. Alle nostre istituzioni manca il coraggio. La barca Italia deve andare verso il porto sicuro delle imprese, che sono il fulcro della nostra economia. Quindi dopo il Cura Italia, il decreto liquidità, il decreto rilancio, c'è bisogno del decreto imprese con molti miliardi a disposizione delle stesse. Solo così l'Italia si può salvare. Tra le altre cose non bisogna trascurare il Sud, perché l'Italia o si salva tutta o non si salva.